Talvolta esce un singolo, esce una canzone di questo personaggio, le richieste arrivano a cascata sui nostri SMS, quindi questo qualcosa vuol dire e noi ci crediamo veramente tanto. Fra l'altro con il suo nuovo singolo assieme anche a Tinka Bell sta avendo un successo veramente strepitoso. Signori, Faenza con Luca Napolitano! C'è un pezzo che dedico a tutti e anche a Radio Bruno che si intitola Forse Forse. Sulla torta, sta a fare la di noi, è andata a storta.
Bassa stringe a sé il suo idolo. Bella Luca, ben tornato. Oh, noi sembriamo come gli amici che poi alla fine è così, che l'inverno a casa e poi l'estate si ritrovano al mare, così è stato. Ecco, bravo, siamo d'accordo, ti troviamo in ottima forma. Grazie. Come lo trovi? Dimagrito, in forma? Stupendo! Vabbè, grazie. Allora, ciao tu, mamma. ciao mamma. Questa sera tu ci hai presentato questo brano fino a 3, sì, che noi però siamo abituati. Melita! Ma guarda che poi li mandi in fibrillazione, dobbiamo defibrillare. Io sono un tuo fan. Grazie, sì, grazie. Ragazzi, se volete vi faccio una foto. Vi faccio una foto. Stasera non è mai successo. Sono anche fan della tua voce. Ti declamo una poesia. Allora, dicevo che questa sera tu ci hai presentato questo brano fino a 3 che però a Radio Bruno passa con la voce di Tinkerbell, quindi noi vogliamo sapere com'è nata questa collaborazione con questa bellissima ragazza. Tinkerbell è un'artista svizzera che mi ha permesso di poter cantare anche lì con lei, infatti passeremo tutta l'estate, lei sarà ospite ai miei concerti e io ospite i suoi in Svizzera. Che fatica, Che fatica. E sì, poi tra l'altro lei è anche molto carina. Sei single? Sì. E lei? E lei un po'. Un po'. Luca. Ottimo scoop. Sei single? Sì. Da quando? Cioè, cos'è? Allora ragazzi, usciamo da queste unghie Oh. sullo specchio e parliamo del fatto che, come dicevamo, no, gli amici che si ritrovano al mare dopo un annetto, lui ha preso la rincorsa per un album che è nelle fasi un po' di crescita, è diventato primo su iTunes, è esordito così Grazie a loro. l'album. Ed è grazie a loro che ho avuto la possibilità di realizzare il quarto album che si intitola Fino a 3 come la canzone e che tra l'altro hanno fatto sì che uscisse anche in Svizzera con un'altra compilation sempre dal titolo Fino a 3 che poi è uscito anche in Germania e in Austria. Questo era il primo di una lunga serie di singoli che Luca Napolitano Grazie mille, verrà a grazie. presentare qui al Radio Bruno Mi approfitto. Ciao Faenza! è sempre uno di una gentile